Da domani, giovedì 15 luglio, sarà disponibile in tutte le librerie e online il nuovo libro del giornalista Mediaset Carmelo Sardo intitolato L'arte della salvezza, storia favolosa di Mark Hart, edito da Zolfo Editore. La prima presentazione del libro è in programma martedì 20 luglio alle 18:30 nella Valle dei Templi, nei locali di Casa Barbadoro, e il 22 luglio invece a Favara nella Farm Cultural Park. In entrambe le conferenze, oltre all'autore, sarà presente anche il protagonista del libro. Ascoltiamo in proposito Carmelo Sardo e il libraio di Agrigento Alessandro Accurso Tagana. L'arte della salvezza è la storia di un giovane uomo, di un giovane prodigio, un ragazzo che è nato a Favara, è nato sordo, ha scoperto questa sua sordità soltanto intorno ai 13 anni, è cresciuto bullizzato, deriso da tutti, perché veniva considerato un po' lo scemo del paese. Perché? Perché parlava anche in modo strano. Poi gli succede una cosa, almeno lui così racconta, gli succede di scivolare in un lieve coma e al risveglio dice di avere avuto una visione, di aver parlato con gli angeli e gli angeli gli avrebbero garantito il ritorno alla vita solo se si fosse messo a dipingere le opere che poi in realtà Marco Urso, divenuto Mark Hart, ha cominciato a realizzare. E da lì comincia la sua seconda vita. Marco è un ragazzo che dice di parlare con gli angeli, di vederli, di sentirli e soprattutto dice che le sue opere sono dettate, indotte dai suggerimenti degli angeli. Che uno possa crederci o meno a quello che racconta Mark, ognuno è libero ovviamente di farlo, però c'è una cosa che mi ha appassionato e mi ha affascinato di questa storia, quello che è diventato in realtà Mark Hart, e cioè il successo delle sue opere. Oggi sono collezionati dai più grandi collezionisti italiani, dai più grandi artisti. Vittorio Sgarbi stesso ha sdoganato Mark Hart ritenendolo un Pollock del Mediterraneo. Come dice Gaetano Savatteri nella prefazione, è un Cuntu, una fiaba moderna, e Mark Hart è un figlio della nostra terra che oggi sta riscattando il suo passato, la sua infanzia dolorosa. L'arte della salvezza, storia favolosa di Mark Hart per Zolfo Editore. Ci sarà anche Carmelo Sardo e sarà presente il 20 luglio e sarà un'anteprima nazionale del libro che uscirà il 15, L'arte della salvezza, la storia favolosa di Mark Hart. Non è un giallo, però è una storia misteriosa, quindi siccome i gialli è sempre qualcosa di misterioso, e questa è una storia misteriosa di questo protagonista, quindi che disegna perché viene guidato dagli angeli. Se ci può credere o non si può credere, quindi l'ho voluto inserire in questo festival proprio perché c'è un mistero nel mistero, oserei dire. Il 20 luglio sarà il secondo appuntamento di questo festival che nasce quest'anno, è il primo festival, ma è come se fosse il numero zero. Sono 5 grandissimi giornalisti siciliani ma a livello nazionale. Oltre Carmelo Sardo ci sarà Roberto Laimo, ci sarà Salvo Toscano, Gaetano Savatteri e Luigi Galluzzo.